cri cri. Gli animali, questi sconosciuti. Sono qui, buonasera. Siamo in onda, vai con la 1. Buonasera a tutti. Per la serie animali, questi sconosciuti, parleremo di un animalino che ci è caro fin dall'infanzia, la vipera. La vipera. Tanti dicono, per tenere lontani le vipere, cioè l'animale che massacra le vipere per eccellenza è la gallina. Non è vero, la gallina è stupida, troppo stupida. Infatti la gallina va dalla vipera convinta che sia un lombricone, è la vipera che si sciroppa la gallina. L'unico modo, c'è anche un detto popolare, io tengo a precisare una cosa, che chi va per funghi non si porti 2 galline da combattimento, perché c'è un detto popolare, se mi permettete, che è: per tener la vipera lontana usa la lana. Oh yeah. Per tenere la vipera lontana usa la lana. È vero, la vipera non assale se sei coperto di lana. Se ti metti una bella tuta di lana spessa in agosto, vai per vipere, la vipera non attacca la lana. Non attacca, perché gli dà fastidio, non so, credo la... È allergica e ha detto allergica, una signora che è piena di robe di allergie. No. È al pelo della vipera, è al pelo della lana. Ma veramente, perché avendo la lingua biforcuta, gli rimane il peluco in mezzo alla lingua e non riesce, veramente, è allergica alla lana. Hanno fatto esperimenti, hanno preso 100 pecore in un recinto, ci hanno messo dentro un agnello le acrilico, ha mollato una vipera in mezzo, dopo 10 secondi l'agnello le acrilico era lì perfetto, stecchito completamente. Infatti sei un maglione di Benetton, stai tranquillo che la vipera ti morsica, ti ammazza. Questa non l'ha capita nessuno, neanch'io, l'ho detta così. Dunque, la vipera teme soprattutto una cosa: i famosi colpi di bastone. Ali. Vedi la vipera come dici, colpi di bastone. Ai. Però ha una contromossa, perché è molto furba la vipera. Ha la mossa della coppia vincente. È così. Appena le vipere vedono un fungaiolo, un cacciatore, sono in 2. Una si stende sulla stradina e sta ferma rigida così. L'altra, vi giuro, va su delle foglie secche e comincia a fare rumore. Il cacciatore arriva, sente la vipera che fa rumore e dice: allora prendo un bel bastone che è proprio qua sul selciato. Come fa così, la vipera lo morsica. Lui corre in paese gridando: sono stato morsicato da un bastone. Non lo crede nessuno e muore tra le risa di tutti. Lui muore. E questo è un detto che ho tratto dal libro di Bazin, Hervé, La vipera in pugno. È un libro che potete controllare. Dopodiché la vipera c'ha una... ci sono dei detti che dici: dai una bastonata nella coda della vipera, la coda gli ricresce, o gli ricrescono 4 code, sembra un rastrello. L'unica maniera è fracassargli la testa alla vipera. No! Perché se tagli di netto la testa a una vipera, gliene sputa un'altra dalla coda e scappa dalla direzione opposta. È velocissimo. L'unico modo per uccidere una vipera è con la formalina. Io infatti non ho mai visto una vipera dentro il vasetto con la formalina viva, tutte morte. Aia! La campanella da sinistrati è giunta. L'ora della massima da Ugo, la massima di questa volta è: l'amore non è bello se non è litigarello. Pippo Baudo. Arrivederci a tutti, grazie. Contro questo sporco grasso ci vuole un solvente. Tergi tutto, il solvente che sgrassa e pulisce senza risciacquare, perché contiene alcol. Tergi tutto, il solvente che sgrassa e pulisce senza risciacquare. Tergi tutto.